Il dottor Brugnaro non si professa innocente, è innocente. Crede che alle prossime udienze il suo cliente ci sarà? Lo valuteremo senz'altro. Come aveva annunciato nei giorni scorsi il sindaco Luigi Brugnaro, tra gli indagati nell'inchiesta Palude, non si è presentato all'udienza preliminare nell'aula bunker di Mestre, ma non è stato l'unico. Presenti avvocati di imputati e parti civili, oltre ai PM Terzo e Baccaglini, davanti al GUP Andrea Innocenti, che, visto l'interesse pubblico del procedimento, chiamato a decidere del futuro giudiziario dei 26 imputati e 11 aziende, cui si aggiungono gli 8 imputati, tra i quali l'ex assessore Boraso, che hanno trovato l'accordo di patteggiamento, ha aperto l'udienza ai giornalisti. Dopo una serie di confronti tra le parti, il giudice si è riservato di decidere sulle costituzioni, rinviando l'udienza al 23 gennaio 2026. Quindi ho sollecitato l'opportunità che venisse disposto un rinvio, un differimento dell'udienza, perché un termine ad horas sarebbe stato inadeguato, anche considerando il numero di imputati e di difensori che avrebbero avuto diritto di consultare la documentazione pertinente. Il giudice ha concordato con questo tipo di sollecitazione, anche i pubblici ministeri hanno preso atto della ragionevolezza della richiesta. L'udienza, durata meno di 2 ore, è stata dedicata alla costituzione delle parti civili, tra cui Comune e Città Metropolitana. L'avvocato Vittorio Manes ha formulato istanza anticipando una richiesta di risarcimento di 8 milioni di euro complessivi. AVM e ACTV, con l'avvocato Fogliata, si sono costituiti parte civile nei confronti degli imputati relativi ai soli capi di imputazione che li riguardano, ma non nei confronti dell'ex direttore generale Giovanni Seno. I capi di imputazione sono limitati, non riguardano il sindaco, sia chiaro, riguardano un dirigente comunale e alcuni imprenditori privati per ipotesi, tra le altre, di corruzione. Sono pochi capi di imputazione, ma era essenziale che ci fossimo quantomeno come presenza di vigilanza sul processo. Il Casinò di Venezia ha deciso di non costituirsi parte civile, così come l'Agenzia delle Entrate. Hanno quindi presentato istanza di costituzione l'Associazione Libera, CGIL e Amici del Parco. Agguerrita la difesa del direttore generale Morris Ceron. La linea difensiva sarà un ingresso prepotente nel merito delle contestazioni che sono mosse al dottor Ceron. Cercheremo di evidenziare le ragioni dell'insussistenza delle contestazioni che gli vengono mosse sin dalla fase dell'udienza preliminare, perché riteniamo che le carte parlino chiaro.